Allora, la seduta riprende. Prima c'è la votazione della nota di variazione. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. È approvata. Adesso c'è il voto finale. Però ho capito che c'era il capogruppo, c'era dichiarazione di voto, no? Sì? Sì, capogruppo del Movimento 5 Stelle, onorevole De Luca, prego. Presidente, al termine di una settimana in cui quest'Aula si è contraddistinta più per il frastuono che non per i contenuti, un'Aula in cui è regnata la confusione, in cui ci sono stati momenti anche di aggressività che spesso hanno riguardato le stesse forze componenti, la maggioranza ormai in frantumi, a prescindere dall'esito delle votazioni, che poi ovviamente hanno lo scopo di salvaguardare quella che è la posizione rivestita, ma di certo non di entrare nel merito di approvare quello che è il programma contenuto in questa finanziaria. Credo che sia assolutamente necessario sottolineare l'aspetto disdicevole che ha riguardato la realizzazione di questo testo sin dal suo parto, perché è stato un parto, in Commissione Bilancio. Una finanziaria che doveva essere di soli 28 articoli, che è uscita con 134 articoli, senza alcun tipo di selezione o divisione programmatica, perché alla fine gli articoli che sono stati approvati erano semplicemente il frutto di desiderata e di momenti nati per accontentare il singolo deputato al fine di farla nascere questa finanziaria. E poi è arrivato il momento dell'approvazione in Aula, in cui si è reso evidente e palese che la maggioranza non aveva l'unità per approvare una massa simile di articoli, e la volontà di approvarla in 45 giorni non consentiva di entrare nel merito e di sopportare quella che è stata un'azione compatta e concreta delle opposizioni, che sono arrivati a bocciare articoli di importanza fondamentale addirittura con il doppio dei numeri espressi in termini di presenza, perché lo ricordo a me stesso, l'opposizione è stata presente in Aula con 22 presenze e abbiamo sentito in questo momento anche la mancanza della presenza dell'amico e collega Giovanni Burtone, al quale in un momento di difficoltà di salute io desidero veramente far giungere il più caloroso degli abbracci, perché il collega Burtone Giovanni Burtone è un collega dal quale ognuno di noi avrebbe dovuto prendere esempio in questa finanziaria, e invece sono venuti fuori i sentimenti e i modi di fare più bassi dell'essere umano, e credo che si siano visti tutti. Io credo che il discorso di Giovanni Burtone, quando questa finanziaria è iniziata, fatto con un filo di voce ma con una profondità che nessuno di noi è stato mai in grado di portare in quest'Aula, avrebbe dovuto segnare la traccia e la rotta di questa finanziaria. E invece io lo dico chiaramente: abbiamo fatto schifo. Questa finanziaria fa schifo. Ed è stato veramente un peccato, perché si è lavorato tanto e male, perché, ce lo dobbiamo dire chiaramente, l'unico interesse di tanti deputati era portarsi qualcosa a casa, come se la finanziaria fosse un supermarket. La volgarità
delle aggressioni con cui l'assessore Dagnino era circondato da deputati che cercavano di tirare qualcosa qua e qualcosa là, le interlocuzioni fatte all'atere dall'Aula per cercare di infilare dentro e per forza questo ordinamentale, quell'ordinamentale, quel territoriale e quel comunino e quel comunetto sono di una volgarità indiscutibile, quanto più lontano da quello che il collega Giovanni Burtone proprio ha cercato di trasmetterci. E vi dico di più, non è accettabile fare poi anche quell'ultimo assalto, veramente io quello lo allontano, anche fare venire il Presidente della Regione qui per cercare di rimettere dentro l'articolo 31 che era stato stralciato. Io credo che anche quello sia stato un momento bassissimo di questa finanziaria e meno male che non è entrato, perché sarebbe uscito anche umiliato da un'unanimità che non avrebbe mai potuto trovare, perché io per primo, Presidente Di Paola, mi sarei opposto al reingresso di quell'articolo, e non perché il merito fosse più o meno accoglibile, ma per il metodo con cui sono fatte le cose in quest'Aula. Io rinuncio anche a fare un auspicio per il futuro, perché quest'Aula ha dimostrato di non fare esperienza, di non imparare dai propri errori e di aver perso quell'autorevolezza che un tempo aveva. Mi dispiace, ma questa non è più un'Aula che è in grado di rappresentare correttamente l'interesse dei siciliani. Questa è un'Aula che ha dimostrato di essere in gran parte capace di produrre solo qualche favore per qualche amico amministratore. E io credo che questo non sia il compito del legislatore, credo che questo sia il compito degli sbrigafaccende. E francamente credo che sia, guardi che ridicolaggine, uno fa il discorso su dichiarazione di voto e c'è un assessore che gli fa la foto agli altri due assessori. Queste cose, vede Presidente Di Paola, qualificano chi le fa, perché non è serio e non c'è serietà in questo Parlamento da troppo tempo. E vedete, proprio questa è la sfiducia del governo Schifani. Si sfiduciano da solo con i loro comportamenti, con i loro atteggiamenti, non era il voto. Questo è nuovamente ancora un punto più basso di quelli già precedentemente raggiunti. A ogni edizione si riesce a scavare mezzo metro più in basso. Si stava finalmente riuscendo a fare una cosa senza i microterritoriali, senza gli ordinamentali, senza il maxi emendamento. E poi che si fa? Alla fine ci si perde all'ultimo metro, perché non ce la fate a tenere quelli che sono rimasti a bocca asciutta. A bocca asciutta? Come se fosse una pizzeria che un pezzo di pizza in bocca te lo devi mettere, se no che ci sei venuto a fare? Cosa ci vai a fare in pizzeria se non mangi qualcosa? E a questo si è ridotta quest'Aula. Presidente Di Paola, la questione morale non è più quella o soltanto quella delle inchieste giudiziarie e delle procure, quella esiste. La questione morale è anche la qualità di ciò che si fa, la qualità del processo legislativo, la qualità del risultato del processo legislativo, il rispetto delle regole che ci si dà, il rispetto del regolamento, il rispetto di tutto quello che viene concordato in conferenza capigruppo e tanto altro ancora. Non è solo quello che viene da un'inchiesta giudiziaria e poi può finire bene, male, quello che è, ma anche quello è un problema. C'è anche quello che facciamo noi, come lo facciamo. Ed è di questo che parleremo nelle prossime settimane, perché se da un lato il Natale distrarrà un po' l'opinione pubblica tra un paio di giorni sui risultati di questa finanziaria, io una cosa già ve la dico: a gennaio, quando arriveranno in Aula questi due omnibus, tutti questi discorsi verranno ripresi e ricominceranno, ma sotto nuove luci, Presidente Di Paola. Allora io è evidente che esprimerò insieme a tutto il mio gruppo un voto negativo, non solo per il merito, ma anche per il metodo di una incapacità a controllare
la voracità dei deputati, in questo caso in particolare durante la Commissione bilancio, dove i buoi sono scappati dalla stalla, Presidente D'Aitona. È evidente, sono veramente scappati dalla stalla. E non dico che le responsabilità siano tutte le sue, le chiaro, però è una questione di postura. Poi a un certo punto il centrodestra prima o poi dovrà assedersi e dire se è in grado di andare avanti o se in un modo migliore di quello sviluppato adesso, oppure se questo è il massimo che può offrire alla Sicilia, perché se questo è il massimo siete ancora più deludenti di quanto non siete stati finora. Grazie. Grazie onorevole De Luca. C'era l'onorevole Lombardo che voleva dichiarare un attimo. Prego onorevole. Presidente, grazie. Io in occasione del voto sulla legge di stabilità mi sono dovuto allontanare, quindi chiedo alla Presidenza di mettere a verbale il mio voto favorevole alla legge di stabilità. Va bene, onorevole Lombardo, il voto favorevole. Onorevole Lantieri, lei vuole uno a gruppo, colleghi? Presidente, grazie. No, io solamente un attimo, poi farà la dichiarazione il capogruppo, perché volevo ringraziare la Giunta, il Presidente Schifani, perché secondo me, secondo i siciliani, vedranno quello che è stato fatto, è una finanziaria fatta proprio dedita allo sviluppo e sono state approvate norme utili per il popolo siciliano. Non è vero che il termine che ha usato il collega, anche perché insomma va a denigrare quello che è stato tutto il lavoro fatto in questa settimana, e poi anche voi come gruppo parlamentare avete fatto i post, sia voi che la minoranza, dicendo abbiamo ottenuto questo, abbiamo fatto cose utili per la Sicilia. Ma intervengo solo per ringraziare il Presidente Galvagno, perché ha evidenziato oggi gli ordinamentali che sono stati tolti per questa finanziaria ma verranno fatti a gennaio, ha evidenziato l'utilità dell'ordinamentale sulla legge dell'endometriosi fatta da me e dall'onorevole D'Agostino, perché ha evidenziato una cosa che è fattibile, una cosa bella che potrà dare anche qualcosa di utile per la sanità siciliana. Grazie. Grazie onorevole Lantieri. Quindi ha chiesto di intervenire, vuole intervenire prima lei, onorevole Assenso? Prego. Quindi state intervenendo pure i capigruppo di maggioranza. Prego, onorevole Assenso. Presidente, io solo per evidentemente confermare il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia, e mi consenta con un pizzico di orgoglio di ringraziare i 12 componenti su 12 di Fratelli d'Italia presenti al momento della votazione. Grazie onorevole Assenza. Voleva intervenire l'onorevole Pellegrino, capogruppo di Forza Italia. Prego onorevole Pellegrino. Anche noi, Presidente, carissimi colleghi e assessori, anche noi annunciamo il nostro voto favorevole. Abbiamo apprezzato l'approccio olistico alla manovra da parte del Governo, da parte del nostro carissimo assessore Dagnino e da parte di tutti gli assessori. Dobbiamo ringraziare anche gli uffici che ci hanno collaborato, che ci hanno seguito nelle nostre iniziative legislative. Ovviamente si tratta di una manovra che coinvolge il tessuto sociale, che coinvolge il tessuto produttivo, che coinvolge il tessuto economico e che dà sicuramente tanto benessere per i siciliani, per la Sicilia e soprattutto per il futuro e per i nostri giovani, attraverso la decontribuzione, 200 milioni per la decontribuzione, attraverso la norma sul Sicily Walking. E comunque dico, tutto sommato abbiamo fatto un ottimo lavoro. Devo ringraziare le opposizioni per l'ottima collaborazione che hanno prestato. C'è stato magari qualche momento di fibrillazione, qualche turbolenza, ma tutto è passato e quindi non posso che preannunciare il voto e augurare buon Natale a tutti. Grazie onorevole Pellegrino. L'onorevole Abbate. Ci sono altri capigruppi? Però veloce Presidente, voglio ringraziare il Governo
primis l'assessore che in queste settimane ci ha portato fino all'ultimo giorno, il Presidente dell'Assemblea per quello che ha messo in campo nel cercare di ricucire e cercare di poter avere un clima più collaborativo possibile all'interno del nostro Parlamento per questa fase finale dell'approvazione della finanziaria. Voglio ringraziare anche l'opposizione, perché ha collaborato attivamente per la stesura della manovra, anche una parte dei loro contributi fanno parte di quelle che sono i nuovi contributi, fanno parte di questa finanziaria. E non diciamo che poi il giorno dopo, quando usciamo fuori, che noi non abbiamo fatto nulla, che la finanziaria è una finanziaria che non funziona. Non è vero, è una finanziaria che va nella direzione dei siciliani, dello sviluppo della nostra isola e ancora di più perché all'interno di questa finanziaria ci sono anche piccole riforme che fanno la differenza. Speriamo che a gennaio si riesca a completare completamente anche la parte degli ordinamentali che sono rimasti fuori, tutto il resto che abbiamo lasciato da parte per poter accelerare, e dobbiamo dire che mai si era approvata una finanziaria prima del Governo nazionale, quindi complimenti veramente di cuore all'assessore Dagnino, agli uffici della Ragioneria, il dottore Tozzo, ma a tutte le equip della Ragioneria ci ha messo a disposizione, ci ha potuto far lavorare bene affinché sia riuscita ad approvare una finanziaria veramente che fa la differenza e che potrà fare la differenza nel 2026. Complimenti veramente di cuore a tutti da parte del gruppo della Democrazia Cristiana. Grazie onorevole Abbate. Faccio un piccolo strappo per l'onorevole Chinnici che voleva dire. Prego onorevole Chinnici. Un minuto, va, prego. Sì, un minuto soltanto, ma sempre per ribadire che sono stonati questi toni trionfalistici, devo dire. Abbiamo avuto una settimana complicatissima, siamo stati ostaggio qua per molte ore in un limbo indefinito, mentre che voi cercavate di risolvere come maggioranza le vostre tensioni e i vostri dissidi. E allora, siccome il governatore Schifani ha annunciato già per luglio una maxi manovra di 2,4 miliardi, speriamo che almeno per luglio si arrivi in maniera ordinata e preparata a dare un po' più di serietà e dignità nel trattare la materia dei lavoratori e delle lavoratrici dei comuni, perché davvero è stato imbarazzante e anche patetico tutto questo tira e molla, per cui vi abbiamo dovuto praticamente implorare di mettere qualche milione in più e poi alla fine, se si arriva ad aumentare di 1 o 2 ore a questi lavoratori, sarà già tutto grasso che cola. Si tratta di 12.000 persone che tengono aperti un sacco di servizi e di luoghi della nostra Sicilia, di tutti i comuni siciliani, quindi non è una questione di Palermo, di Catania o di Ragusa, è tutta la Sicilia, 12.000 persone. E allora da qua a luglio almeno, cioè che ci si arrivi veramente con dignità per chiudere un capitolo di precariato storico su cui alligna da decenni il clientelismo più becero della classe politica siciliana e soprattutto si evitino anche tutti gli sprechi e i 1000 rivoli di soldi che vengono dati, come è stato più volte detto, ai singoli assessorati per singole elargizioni senza bandi. L'ennesimo milione che è stato messo fuori dal FURS, per fortuna anche grazie all'impegno del nostro gruppo sul FURS si è lavorato, e ringrazio la collega Saverino che ha insistito molto su questo, ma ancora una volta abbiamo troppa aleatorietà nell'elargizione dei fondi. Quindi per luglio, visto che si preannuncia un'ennesima manovra così cospicua, che si ponga più attenzione ai tanti lavoratori ancora precari. Grazie. Onorevole Chinnici, ha chiesto di intervenire l'onorevole Lombardo. Comunico il congedo dell'onorevole Pace, dell'onorevole Messina e dell'onorevole Giuffrida. Prego onorevole Lombardo. Sì, Presidente, per annunciare il voto favorevole del gruppo parlamentare che rappresento e per sottolineare l'ottima fattura di questa legge di stabilità che mette in campo risorse importanti, credo più di 1 miliardo di euro, penso a 1 miliardo e 300 milioni di euro. È una manovra fortemente espansiva che guarda a tutte le classi sociali, anche alle fasce più deboli, e io credo che, e io voglio ringraziare appunto al Presidente Schifani e ai componenti della Giunta oggi qui presenti, ma tutti quanti hanno dato un contributo fondamentale allo sviluppo appunto di una manovra di grande importanza. E poi c'è il momento del Parlamento che ha dato prova, al di là ovviamente di
confronti serrati, di qualche tono a volte sopra le righe, di grande segno di responsabilità, ha dato prova di grande responsabilità sotto anche la conduzione di una guida sapiente, saggia, equilibrata, che è quella appunto del Presidente Galvagno. Rinnoviamo appunto il nostro impegno a sostegno dell'interesse dei siciliani e ovviamente, come dire, ci ritroveremo con tutte le forze politiche, con il dialogo che ha contraddistinto anche questa manovra finanziaria, a votare di qui a gennaio anche i prossimi disegni di legge. Grazie onorevole Lombardo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro. Colleghi, ci sono poi altri interventi? Ok, onorevole Salvo Geraci, va bene. E chiude l'onorevole De Luca. Prego onorevole Catanzaro. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, assessori. L'ora è tarda e cercherò di rispettare, per dichiarazione di voto del gruppo parlamentare del Partito Democratico, che già si è espresso con il suo voto contrario, però lo ribadisco ovviamente a microfono. Questa è una manovra di grande confusione di un governo che, Assessore Dagnino, lo abbiamo detto nelle commissioni di merito, ma soprattutto in Commissione Bilancio, è partita in salita ed è finita ancora più in salita, perché è sotto gli occhi di tutti quello che è accaduto in queste giornate, questa settimana di un lungo travaglio all'interno del Parlamento, dove si è riusciti comunque nei tempi che come Conferenza dei Capigruppo abbiamo rispettato, con un lavoro, lo dico sempre, c'è il Presidente Di Paola, il Presidente Galvagno ovviamente ha fatto questo lavoro insieme a noi come Parlamento e abbiamo rispettato i tempi nell'approvazione della manovra entro i 45 giorni. Perché dico una manovra in salita? Perché, Assessore Dagnino, si è partiti male, era una manovra dove voi dovevate, come sempre, dare priorità alla programmazione per le siciliane e i siciliani, di fatto erano 27-28 articoli, mancavano tanto. Arrivato ad un certo punto le opposizioni hanno abbandonato nelle ultime ore, giornata di commissione, hanno abbandonato la commissione per un motivo che è stato più volte ripetuto da me, che rappresento il gruppo parlamentare del Partito Democratico e che lo ribadisco proprio in questa dichiarazione di voto. Non è sfuggito il fatto che la maggioranza pensava di aver risolto, quando si è presentata la mozione di sfiducia, di ricompattare la stessa maggioranza con il voto contrario, proprio perché le opposizioni avevano presentato la mozione di sfiducia a questo governo, nella fattispecie al Presidente della Regione, perché rappresenta questo governo. Voi pensavate che con la bocciatura della mozione di sfiducia tutto era risolto, invece no, perché non solo avete complicato in Commissione Bilancio, al di là c'è il Presidente della Commissione Bilancio che sa che io apprezzo e lo abbiamo anche detto, perché è chiaro che quando si è arrivati a 134 articoli è chiaro che è una manovra, Assessore Dagnino, dove lei doveva tirare il freno, non l'ha fatto, perché di fatto doveva tirare il freno e capire quali erano le vere esigenze per questa nostra regione. Ed è chiaro che in queste giornate, lo dico perché non voglio intervenire su quello che sono le parole, però non mi sfugge che il collega Assenza, per 2 volte da capogruppo di un gruppo di maggioranza, ha voluto sottolineare prima un appello alla responsabilità dei deputati di maggioranza, perché ricordo che il voto finale è stato 29-23, la sommatoria non mi pare che faccia 70 e tantissimi di quel numero che manca a 70 sono i deputati di maggioranza, e il collega Assenza 2 giorni fa ha richiamato all'appello proprio i suoi colleghi, i deputati di maggioranza. Questa sera ha voluto fare un altro passaggio nella dichiarazione di voto, parlando dei numeri dei deputati di Fratelli d'Italia tutti presenti all'interno dell'Aula. A me non è sfuggito, e lo dico per un semplice motivo, perché è come
Presidente Di Paola, è come quando si immagina di voler incollare qualcosa che ormai si è rotta, e lo abbiamo ormai detto, l'abbiamo ripetuto, l'abbiamo detto nei mesi passati, continuiamo a dirlo: questa maggioranza non c'è più. Questa maggioranza ha fallito, questa maggioranza ormai è la maggioranza dell'approssimazione e soltanto di colmare quello che sono le emergenze. Non ha programmazione, non ha visione. E se alcune norme importanti che dentro questa manovra sono passate, noi come opposizione li rivendichiamo prima in Commissione ma soprattutto in Aula, perché abbiamo dato il nostro enorme contributo. Perché guardate, quando ci sono le norme di buonsenso e le norme che ovviamente riguardano categorie come lavoratori, e l'abbiamo visto, norme sulla forestale, sull'ESA, è chiaro che noi ci siamo. È chiaro che noi siamo su temi importanti e grandi temi che le opposizioni hanno dato il loro contributo a portare a casa come visione di questa maggioranza. Lo abbiamo fatto su quello che è il problema idrico con i laghetti in agricoltura, l'abbiamo fatto per l'emergenza case, lo abbiamo fatto per tantissimi altri argomenti che non si è qui a rivendicarle, perché il ruolo è quello del Parlamento. Però è chiaro che abbiamo avuto in queste ore e in questi giorni la fragilità di un governo, e io lo dico all'assessore Dagnino, che in alcuni momenti colui il quale doveva essere il governo, il Presidente della Regione, che mi sarei aspettato di trovare in Aula, perché fino a mezz'ora fa lo avevo visto aggirarsi all'interno del palazzo, capisco che c'è il Vicepresidente, non è qui, e questo è un fatto grave. È un fatto grave nel rispetto del Parlamento e dei parlamentari, di tutti coloro i quali è da 6 giorni che sono dentro quest'Aula in forma costante a votare, a approvare, a discutere, a dibattere. La manovra finanziaria non è una manovra finanziaria perché si incassano 2 o 3 articoli che servono e poi basta. E lo dico al governo. Lo dico perché noi veramente abbiamo dato un contributo e lo si vede che questa manovra, lo dico quando il governo la porta in Aula, che noi dicevamo guardate che ci sono articoli inutili, 78 articoli non ci sono più nel testo, sono stati stralciati ed è sempre lo stesso governo, è un cortocircuito costante. E allora noi con la mozione di sfiducia non siamo riusciti a battere con i numeri il governo e la maggioranza per andare a votare. Un sussulto di orgoglio. Io leggo assessori cambiati, andate a casa e andiamo a votare per dare alla Sicilia un nuovo governo che possa dare programmazione, progettualità, speranza, perché è davvero assurdo quello che state facendo in questi ultimi mesi, e lo dico davvero con grande senso di responsabilità nei confronti delle siciliane e dei siciliani. Grazie onorevole Catanzaro. La prenotazione per la discussione generale è chiusa. Ovviamente ho gli ultimi 2 interventi dell'onorevole Geraci e poi dell'onorevole Cateno De Luca. Prego onorevole Geraci. Grazie Presidente, colleghi deputati. Ci avviamo alle battute conclusive di questa che è stata la legge finanziaria. Devo dire che è la terza finanziaria che questo governo porta a casa entro il 31 dicembre. Ormai è un fatto assodato, ormai è diventato normalità, però questo ha permesso negli anni ad espandere la spesa, perché è chiaro, se tu inizi a spendere dal 1° di gennaio rispetto che dal 1° di maggio, cresce quella che è la spesa, aumenta il PIL. Questo è un risultato che si chiama governo Renato Schifani.
l'attenzione alle categorie precarie che questo Governo ha avuto nell'approvazione di questa finanziaria, iniziando con la stabilizzazione degli ESA, degli operai trattoristi, continuando con gli operai forestali e un primo segnale di 23 giornate. Nell'arco degli anni devono essere portati a 180 giorni e a tempo indeterminato. Si è iniziato con i comuni, 2 ore, ma è un segnale anche importante per l'aumento delle ore degli ex contrattisti dei comuni. L'obiettivo è quello di portarli almeno a 30 ore e credo che da questo punto di vista il governo Schifani sia sensibile. Con i PIP, altro risultato con i PIP, 25 ore. Quindi, come vedete, c'è un'attenzione alle categorie fragili. Qualcuno dice che non è una finanziaria, praticamente è una finanziaria da comodo, come qualcuno ha detto. No, questa è una finanziaria di visione. Questa è una finanziaria che guarda alle categorie fragili, ma guarda pure a un progetto di espansione dove attrae praticamente le persone che da fuori vogliono venire in Sicilia, dove c'è un abbattimento del costo del lavoro con una dotazione di 150 milioni e questo è un altro risultato. La finanziaria cubra qualcosa come 1,4 miliardi. Forse il consigliere Antonio De Luca si è visto un'altra finanziaria. Questa è una finanziaria di espansione, una finanziaria di visione. Saranno fatti degli interventi che portano a un'ulteriore espansione. Avremo 2,4 miliardi e là io dico deve essere fatto un piano Marshall per gli enti locali. Dobbiamo aumentare il FAL, Fondo Autonomie Locali. Dobbiamo portare gli ex contrattisti a 30 ore. Questo è l'impegno che questo governo si deve prendere. Una finanziaria nata con i migliori auspici, una finanziaria che questo Parlamento ha migliorato. Devo ringraziare i partiti di opposizione per il senso di responsabilità quando si è trattato sia per la forestale, sia per i PIP, sia per quanto riguarda i trattoristi ESA. Hanno dimostrato responsabilità e di questo ve ne do atto. Avete dimostrato che di fronte ai precari, di fronte ai bisogni, non c'è partito che tenga. Però poi l'analisi finale che vuole da parte vostra un governo in affanno, un governo che non ha un'idea, questa non la condivido, è un cortocircuito. Devo dire, facciamo due mestieri diversi. Noi lavoriamo per i siciliani, affrontiamo i problemi ogni giorno e cerchiamo di risolvere. Voi vedete tutto nero, ma sono due visioni diverse di chi amministra e di chi fa l'opposizione. Chiaramente è sotto gli occhi di tutti che questa finanziaria va nella direzione che i siciliani volevano. Ringrazio tutta la Giunta, l'assessore Dagnino, il vicepresidente San Martino e soprattutto il presidente, l'amico presidente Gaetano Galvagno, che ha dimostrato molta efficienza, oltre a saggezza, oltre a lungimiranza. E poi a Nuccio Di Paola, che nei momenti importanti ha dato il suo contributo, dimostrando di essere adeguato al ruolo. Grazie, viva la Sicilia! Grazie onorevole Geraci. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cateno De Luca. Signor Presidente, Presidente della Regione che non c'è, signori assessori, colleghi deputati, cittadini. Intervengo per conto del gruppo parlamentare Sud Chiama Nord. Siamo ai titoli di coda della giunta del Presidente Schifani. L'iter drammatico di questa legge di stabilità
mai vissuto nella mia vita considerevole di esperienza di uomo delle istituzioni, lo ha per l'ennesima volta definitivamente certificato. La Giunta regionale ha deliberato il 31 ottobre il disegno di legge di stabilità 2006-2028 con 27 articoli. La Commissione Bilancio il 4 dicembre ha dato il voto finale alla legge di stabilità con 134 articoli. Sul Chiama Nord, dopo 2 mesi di studio e confronto, il 29 ottobre scorso ha consegnato nelle mani del Presidente Renato Schifani 100 proposte sulle quali in circa 2 ore di esposizione ne ha succintamente rappresentato la visione strategica. Nessuna di queste proposte è stata presa in considerazione dalla Giunta Schifani. Infatti, il 31 ottobre è stata partorita una striminzita legge di stabilità senza alcuna visione e prospettiva strategica. In occasione dell'incontro del 29 ottobre mi sono permesso di dire con determinazione al Presidente Schifani che era stato un grave errore il mancato confronto governo-ANCI e che la nostra pregiudiziale per poter sostenere il percorso della legge di stabilità era l'aumento del fondo delle autonomie locali di almeno 50 milioni di euro. Ringrazio il Presidente Schifani per aver accolto la mia richiesta incontrando l'ANCI Sicilia il 30 ottobre, anche con la partecipazione del Vicepresidente dell'ANCI, Danilo Lo Giudice, nonché Segretario regionale di Sud Chiama Nord. Il gruppo parlamentare Sud Chiama Nord, nel compimento del proprio dovere, aveva cercato di contribuire con spirito propositivo e costruttivo, sottoponendo all'attenzione del Governo regionale, alla luce del sole, un centinaio di proposte all'insegna della valorizzazione del sistema degli enti locali, della qualità dei servizi ai cittadini, della sussidiarietà e del decentramento, della semplificazione amministrativa e dell'accelerazione della spesa, dello sviluppo imprenditoriale e dell'incentivazione degli investimenti, della creazione di nuovi posti di lavoro e della stabilizzazione dei lavoratori precari, della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, della promozione turistica e culturale, della mobilità sostenibile mare monti e fra territori omogenei. In questi 2 mesi abbiamo avuto più incontri con l'ufficio di gabinetto, con i tecnici e consulenti della Presidenza della Regione, per dimostrare, forse con un pizzico di ingenuità, la bontà delle nostre proposte. In ogni occasione ci siamo sentiti osservati come una sorta di extraterrestri e costantemente sotto esame. Durante questo corpo a corpo abbiamo avuto sempre ragione, dimostrando carte alla mano che le nostre idee e le nostre proposte erano giuste e necessarie. Per i Savonarola 4.0 il compimento del proprio dovere viene strumentalizzato e mascariato come inciucio, marchette, illecite connivenze per poter giustificare al mondo magari la propria funzione e la propria esistenza. L'ultimo incontro a Palazzo d'Orléans lo abbiamo avuto con il Presidente della Regione Schifani, con l'assessore Dagnino, con il Professor Armao e con il suo ufficio di gabinetto mercoledì 3 dicembre alle ore 11. E dopo 3 ore di confronto sono state estrapolate 15 delle nostre proposte, nuove ed innovative, da sottoporre alla valutazione della Commissione Bilancio, e nel frattempo attendeva il nostro gruppo per completare l'esame della manovra finanziaria. Grazie, signor Presidente Daidoni, e ci scusi se abbiamo rallentato i lavori della Commissione Bilancio, ma come ha avuto modo di constatare era per una buona causa. Abbiamo dovuto bere la cicuta dell'incomprensione da parte dei colleghi dell'opposizione, che legittimamente alle ore 18 del mercoledì 3 dicembre hanno dovuto abbandonare i lavori della Commissione Bilancio per il clima di assalto alla diligenza che si era ormai affermato per la bulimia dei deputati della maggioranza, che hanno appesantito la manovra con quasi 100 proposte regolarmente inserite nel testo di stabilità. Ho chiesto scusa ai miei colleghi dell'opposizione ed ho espresso la mia solidarietà per quel clima indecoroso che si era imposto in Commissione Bilancio. Ma la posta in gioco, per quel che ci riguardava, era troppo alta e noi abbiamo scelto di rimanere pur di poter scrivere un pezzo importante della legge di stabilità. Dei 134 articoli condivisi dalla Commissione Bilancio fanno riferimento a Sud Chiama Nord 9 norme totalmente nuove e 6 non hanno ricevuto la condivisione della Commissione.
6 norme sono state difese per la riconferma, essendo già da noi introdotte con le precedenti leggi di stabilità. Su 3 norme dell'impianto originario del Governo siamo riusciti a contribuire con delle modifiche. Abbiamo votato a favore del testo finale in Commissione Bilancio, con la speranza che ciò potesse servire per poter ottenere un supplemento di disponibilità da parte della maggioranza per discutere le norme bocciate. Non eravamo del tutto soddisfatti del risultato, perché l'innovatività di alcune norme non sono state comprese e quindi non accolte, e su altre, pur in presenza di un acceso corpo a corpo con l'assessore Dagnino, non siamo stati all'altezza di far prevalere le nostre ragioni, rinviando all'ulteriore confronto in Aula la possibilità di poter ottenere gli altri risultati che ci eravamo prefissati, invocando magari, come da prassi e consuetudine parlamentare, la mediazione del Presidente del Parlamento siciliano, Gaetano Galvagno. Purtroppo, in questi giorni, l'iperattivismo del gruppo parlamentare di Sud Chiama Nord ha suscitato, oltre ad apprezzamento, anche velate e scomposte reazioni di numerosi colleghi parlamentari di maggioranza e d'opposizione, tirando in ballo anche l'eccessiva disponibilità del Presidente Galvagno nei nostri confronti. Ci tengo anche su questo profilo ad essere chiaro, una volta per tutte. Io sono in questo Parlamento, dal quale per ben 2 volte mi sono volontariamente dimesso, dimostrando che per me stare qui è mero servizio per i siciliani, e sto qui per contribuire a cambiare la nostra terra. La nostra amata Sicilia si cambia anche con le leggi e non con gli slogan. Si cambia studiando e proponendo e non isolandosi in un mondo virtuale dove si ha sempre ragione, perché si scappa dalla vita reale. La nostra Sicilia si cambia anche facendo compromessi al rialzo per fare buone leggi o evitare pessime leggi. In tutto questo clima avvelenato voglio esprimere la mia solidarietà a me stesso e ad ogni collega parlamentare di questo Parlamento di maggioranza ed opposizione, con i quali mi sono confrontato in questi giorni ed in queste notti per fare una legge di stabilità migliore possibile e non per concordare marchette e vantaggi personali. La Sicilia, lo abbiamo ribadito più volte, ha bisogno di onestà, competenza e perseveranza. Doti ormai sempre più rare in una deriva politica sempre più alla ricerca dei like, piuttosto che orientata ad amministrare e a risolvere le criticità ereditate da chi ci ha governato in precedenza. Le trattative politiche tra maggioranza e opposizione che conducono alla formulazione di proposte di legge fanno parte di una normale e ovvia dialettica parlamentare. La Sicilia si cambia con la buona amministrazione e non con slogan a fondo perduto. Respingo quindi qualunque squallida insinuazione che è stata fatta di recente sulla attività di questo Parlamento. Sud Chiama Nord forse è stato il gruppo che ha subito il maggior ridimensionamento delle proprie norme inserite nel testo di legge di stabilità esitato dalla Commissione Bilancio. Ma evidentemente doveva andare così, perché il nostro apporto in Commissione Bilancio evidentemente era stato maggiore rispetto a qualche altro gruppo parlamentare. Nelle varie sedute spiritiche che si sono tenute in Torre Pisana, con i rappresentanti del Governo e di tutti i partiti formati da uomini e donne di buona volontà e non da sfascisti per missione, siamo arrivati anche a confronti aspri, ma sempre onesti e con l'unica finalità di poter rispettare 2 principi basilari: tempo e qualità. Anche di questo devo ringraziare il Presidente Gaetano Galvagno, che ha dovuto continuamente mediare per garantire 2 principi cardini: tempo e qualità. Io ieri notte ho esagerato nelle mie reazioni all'ulteriore tentativo di falcidia delle norme su cui avevamo faticosamente lavorato con tanta passione ed amore per la nostra Sicilia. Devo chiedere scusa al Presidente Gaetano Galvagno, all'assessore Dagnino ed ai colleghi deputati di maggioranza ed opposizione che hanno assistito al mio sfogo, che forse ha contribuito al transitorio malessere anche del Presidente Galvagno. Vi chiedo ancora scusa, non era mia intenzione reagire in modo così scomposto. Io posso raccontare alla luce del sole non cosa ho ottenuto, ma cosa sono riuscito a fare per il sistema Sicilia e per il territorio che rappresento. Ecco il dettaglio dell'attività di Sud Chiama Nord definitivamente approvato da questo Parlamento. 9 norme totalmente nuove e 6 non avevano ricevuto la condivisione della Commissione, e di queste ne sono rimaste in vita soltanto 2. E le 2 norme su 9 sono la Super ZES siciliana
e di questo me ne intesto il risultato dopo la supercazzola dell'assessore Dagnino. L'articolo quindi 4. L'articolo 105, l'adeguamento del corrispettivo alla città di Messina rispetto alla città di Catania e di Palermo per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. L'articolo 130, il potenziamento dei servizi nei parchi archeologici e l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione per opere importanti sul territorio dove insistono i siti archeologici. Queste sono le tre nuove norme che riguardano il gruppo Sud chiama Nord. Norme esistenti da noi difese. Delle 5 approvate in Commissione bilancio ne sono sopravvissute soltanto 2. Per quanto riguarda gli interventi a favore degli enti locali, sapete bene che la riserva per quanto riguarda il virtuosismo della riscossione dei tributi appartiene a una nostra idea, e anche per quanto riguarda il contributo alla società Arisme, la società di risanamento, dove il commissario governativo è il presidente Schifani. Purtroppo il mio grande fallimento è stato il mancato aumento del fondo delle autonomie locali di almeno 50 milioni di euro per tutti i comuni e le ex province, perché l'aumento forse è di appena 15 milioni ed è mancato da parte del governo l'impegno di mantenere questo principio con la prossima variazione di bilancio. Per quanto riguarda l'impianto originario delle norme del governo, siamo intervenuti a integrare l'articolo 16 e l'articolo 23, fondo per la risoluzione dei contenziosi, dando finalmente una risposta ai contenziosi tra comuni per regolamento dei confini, destinando 2 milioni di euro l'anno. Tutto il resto ci è saltato. Abbiamo elaborato 100 proposte, ma ne abbiamo salvate solo 3. Eppure stasera, anche all'ultimo secondo, sono state approvate norme fuori sacco. Su 60 norme che compongono circa definitivamente questa legge di stabilità, solo 3 sono ascrivibili a Sud chiama Nord. Non accettiamo la falcidia di norme importanti che avevano ottenuto l'approvazione della Commissione bilancio, quale ad esempio le modifiche e semplificazione delle norme ambientali, la gestione del demanio fluviale, l'uso del demanio marittimo, norme per la salvaguardia del patrimonio immobiliare delle ASP e anche la istituzione del centro di controllo e monitoraggio ambientale. Ecco, noi possiamo raccontare e dimostrare non cosa abbiamo ottenuto, ma cosa abbiamo potuto fare per la nostra amata Sicilia, da opposizione responsabile, e chi vuol tentare di sporcare questa attività, mi dispiace, ma deve cambiare bersaglio. Presidente Schifani, le vicende giudiziarie hanno ribadito l'esistenza di un sistema regionale malato. Non ci riguarda in questa sede i profili penali della vicenda, ma ci riguardano i profili ovviamente etici e morali. In questa sede mi interessa soltanto il rapporto patologico che è emerso per l'ennesima volta tra una parte della burocrazia e della politica. Con questa legge di stabilità è emerso per l'ennesima volta che il presidente Schifani, oltre a non rappresentare la maggioranza dei siciliani, in quanto eletto con appena il 19% del consenso effettivo del popolo siciliano, ora non ha più neanche la maggioranza politica in questo Parlamento. Io do, e chiudo Presidente, un suggerimento non richiesto al presidente Schifani. Non ha più la maggioranza effettiva e subisce magari la cosiddetta dittatura delle opposizioni. Ormai la maggioranza sembra affetta da una sorta di sindrome di Stoccolma. È come se da rapiti vi siete innamorati dei vostri rapitori. I capi tribù della maggioranza in questi 3 anni, oltre a tenerla in ostaggio, signor Presidente Schifani, hanno avuto pure la capacità di allineare la rappresentanza politica all'interno del Parlamento a quella fuori del Parlamento. Lei ormai, Presidente Schifani, è stato messo in minoranza politica anche nel Parlamento siciliano. Per andare avanti, se vuole realmente ancora andare avanti, deve azzerare immediatamente la sua giunta. Lei deve assegnare gli assessori ai suoi capi tribù con un mero criterio matematico, considerato che non c'è più amalgama politico. Lei deve accontentare i suoi capi tribù che ormai hanno fatto saltare il sodalizio politico non solo tra i partiti di maggioranza, ma anche nell'ambito dei singoli partiti che sulla carta la sostengono. Mi dispiace dirglielo, Presidente Schifani.
Lei sinceramente a volte mi fa tenerezza. Mi sembra come quel personaggio messo in un angolo, girato di spalle, che prende schiaffi e deve girarsi per individuare da chi li ha ricevuti. Le sue mancate riforme, i suoi compromessi con l'opposizione, la sua paralisi politica amministrativa, la sua assenza di strategicità, l'approfittamento del suo cerchio magico, il rapace individualismo di buona parte dei suoi assessori, il suo reagire alla Re Sole, il suo malessere di Re Solo, plasticamente lo descriverei come quel simpatico gioco a moffa o sudato, lo schiaffo del soldato. Se chiedete all'intelligenza artificiale cosa significa moffo sudato, vi risponderà così: un modo di dire del dialetto siciliano per indicare uno schiaffo forte e deciso, spesso un manrovescio dato con la mano aperta, che può anche avere un'accezione di lezione morale o di umiliazione. Comprendo la sua capacità di resistenza, Presidente Schifani, lei ha il dovere di resistere, ma a quale prezzo? Lei avrà pure un incommensurabile amore proprio e per la nostra terra, chiudo Presidente, ma ovviamente non può continuare con questa paralisi della nostra terra. E chiudo con un invito che ovviamente voglio fare a tutto il Parlamento. Il 18 di gennaio invito tutto il Parlamento a partecipare alla nostra manifestazione di Caltagirone. Invito anche il Presidente Schifani, invito la sua Giunta, perché sarà un momento particolare per iniziare un nuovo percorso. Ed è ovvio che questo percorso parte anche all'insegna di una consapevolezza, Presidente, che ormai anche la Giunta di Schifani è consapevole che Schifani non sarà più ricandidato. L'unico che forse ancora non se ne è reso conto, perché qualcuno o nessuno ha avuto il coraggio di dirglielo, è lo stesso Schifani. L'esperienza del Presidente Schifani è finita qui. E ovviamente quello che saranno le conseguenze degli atteggiamenti che in questo momento possono tenere in considerazione un'altra prospettiva sono solo legati a timore di avere reazioni che in questo momento possono essere considerate scomposte. Auguro a tutti voi un Santo Natale e nel salutarvi confermo il voto contrario a questa legge di stabilità del gruppo Sud Chiama Nord. Grazie. Grazie onorevole De Luca. Adesso c'è l'intervento. Assessore Dagnino, lei voleva intervenire e poi passiamo. Prego, Assessore. Sì, grazie. Non posso esimermi dallo spendere alcune parole dopo un lavoro così intenso. È una finanziaria davvero di grande peso sotto tutti i punti di vista. Dal punto di vista economico, finanziario, si tratta di una manovra che ha abbondantemente superato l'importo di 1 miliardo e 300 milioni di euro. Dal punto di vista dell'impatto sull'economia e sulla società siciliana vi sono delle misure di grande peso. È una manovra di grande coraggio, perché abbiamo avuto il coraggio di concentrare importanti risorse su alcune delle misure bandiera della legge, come la decontribuzione, come il south working, come altri importanti interventi che abbiamo trattato in questi giorni. Il lavoro è stato, dicevo, estremamente complesso, ma il risultato è davvero appagante. È una misura che non contiene, è una legge che non contiene interventi microsettoriali, è una legge che guarda anche alle categorie disagiate come gli ex precari stabilizzati e che prosegue nel percorso avviato dal governo Schifani, ovviamente per oggetto la stabilizzazione dei precari storici senza creare nuovi precari. Questo è stato possibile soltanto grazie alla solida guida del Presidente della Regione che, anche se non è stato in tutti i giorni presente in aula, però ha condiviso passo passo l'andamento dei lavori, ha dato il suo indirizzo costante in tutti i punti nevralgici di questa legge, la cui approvazione non è stata facile perché l'opposizione ha svolto il suo ruolo, ma devo dire che lo ha svolto in modo responsabile, prestando il proprio consenso alle misure più importanti. Spiace per qualche rinuncia, come per esempio la misura sull'export, ma siamo sicuri che potremo riproporla presto in aula
e vorremmo ancora di più attuare l'indirizzo politico del governo Schifani. Un grande ringraziamento va innanzitutto al Presidente dell'Assemblea regionale Gaetano Galvagno, che ha ancora una volta dato prova della capacità di guidare l'andamento dei lavori nei tempi e anche con risultati davvero importanti. Naturalmente desidero anche ringraziare i colleghi della Giunta, con i quali tutto il lavoro è stato avviato già da tempo e che hanno davvero dato il loro contributo anche con la tempestività che ci ha consentito di arrivare addirittura all'approvazione della legge persino con una settimana di anticipo rispetto all'anno scorso, che era già stato il record nei tempi di approvazione della legge di stabilità. Naturalmente il mio pensiero va anche al Presidente Daidone, che ha guidato la Commissione bilancio con grande capacità di sintesi. Le richieste di emendamenti sono state davvero importanti e questo ha fatto lievitare il testo, ma io sono sicuro che il lavoro che è stato svolto non andrà perduto, perché, come è stato annunciato dal Presidente Galvagno con la sua capacità di sintesi, questo sarà oggetto immediatamente di un nuovo disegno di legge. Quindi anche quel lavoro è stato un lavoro proficuo, perché non c'è una misura tra i quei 134 articoli che non sia una misura pensata nell'interesse dei siciliani e che abbia un respiro e una attuazione di una grande visione. Naturalmente non posso che ringraziare anche le forze della maggioranza, che hanno dato davvero un contributo importante, che ha consentito di migliorare la legge di stabilità sia nel testo base che era stato elaborato dal Governo, ma anche con contributo che ha portato a nuovi interventi di grande rilevanza. Un particolare ringraziamento al Vicepresidente della Regione, che è stato qua al mio fianco e che mi ha dato consigli in tutti i punti più importanti della legge di stabilità. Vorrei, se mi è consentito, ringraziare in particolar modo tra i gruppi maggioranza il gruppo di Forza Italia, con il suo capogruppo e tutti i deputati che hanno dato prova di grande tenacia e di grande forza e di grande capacità di sintesi e ci hanno aiutato a superare tutti i nodi. Grazie davvero di tutto, credo che oggi abbia vinto la Sicilia, abbiano vinto i siciliani. Grazie. Grazie colleghi. Intervenire? Onorevole De Luca, volevo, se mi è possibile, se mi è consentito, un intervento di 3 minuti. 3 minuti perché vorrei fare una serie di ringraziamenti e dire che ci stiamo apprestando a votare la terza finanziaria senza esercizio provvisorio. E questo rappresenta certamente un dato che ritengo sia storico per questo Parlamento, e non so quanti altri precedenti ci siano. E questo certamente non è il merito del Presidente Galvagno o del Presidente della Regione Schifani, ma è il merito di tutte le forze politiche che fanno parte di questo Parlamento e che sono riuscite a formare una sintesi. Comincio ringraziando tutti i capigruppo di opposizione, ma permettetemi di ringraziare molto i deputati anche di maggioranza che stavolta, dopo 45 giorni, comunque si sono trovati stralciati tantissimi articoli. Mi sento di ringraziare il Vicepresidente Di Paola, perché non vi nascondo che probabilmente senza di lui, stavolta che mi ha sostituito, non so quanto a rilento tra lui e l'onorevole Lantieri, però l'onorevole Lantieri fa parte delle forze politiche di maggioranza, come si poteva andare avanti. Ma lui è stato comunque imparziale, cioè quando saliva su questo scranno ha lavorato come il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana deve fare, quindi certo, quando ritornava tra i banchi devo dire che compiva veramente il ruolo di deputato del Movimento 5 Stelle. Ringrazio il Presidente Daidone e il Presidente Schifani, ma il Presidente Daidone per lo sforzo immane che ha fatto in Commissione Bilancio nel confrontarsi in quelle 2 settimane in cui immagino il lavoro, che attenzione, noi diciamo lavoro faticoso, chi ci sente da casa pensa che siamo
in miniera. No, non siamo in miniera, però stare 12, 14, 16 ore al giorno magari non è semplicissimo sotto il profilo mentale. Chiedo scusa a tutti i colleghi perché magari non si è avuto il coraggio o la forza di poter spiegare che alcuni emendamenti, e ce ne sono tantissimi, potevano essere comunque trattati. Ci siamo basati su uno stralcio che trattava ordinamentali e ancora una volta mi sento di difendere quello dell'onorevole Lantieri sull'endometriosi, che è un problema oggettivamente serio e che secondo me poteva essere trattato, ma non siamo qui per rivendicare quello che si poteva fare. Siamo qui per cercare di restituire un po' di coraggio e fiducia alla politica che talvolta quando deroga male non fa. Io ringrazio tutti gli uffici, tutto il personale, e quando dico tutto il personale intendo dal primo all'ultimo, da chi è all'interno di questa assemblea a chi magari è fuori dal palazzo. Ringrazio anche l'onorevole Lavardera per il suo controllo costante sulla manovra e mi auguro però che stavolta possa riconoscere che si sta portando a casa una manovra di tutto il Parlamento siciliano, che non ha un maxi emendamento, che non ha una mancetta, che non ha un inciucio. Mi auguro che a gennaio si possa recuperare con tutti i deputati che hanno lavorato in questi giorni incessantemente, rimanendo, rimarco il concetto, a bocca asciutta, senza alcuna proposta né sotto il profilo ordinamentale né sotto il profilo di spesa, perché l'attività del Parlamento è questa: rivendicare quelle che sono determinate proposte, difenderle e fare in modo che si possano tradurre in leggi. Non voglio rubare altro tempo, alla fine dei lavori rimanderemo noi la seduta a giorno 13 di gennaio. Faccio, prima di dare il voto finale, perché poi immagino che scapperete giustamente tutti a casa, gli auguri di un Santo Natale e sereno Anno Nuovo a tutti voi. Adesso mettiamo in votazione il disegno di legge di bilancio. Apriamo la votazione. La votazione è aperta. Chi è favorevole voti verde, chi è contrario voti rosso, però non sto vedendo che stanno votando i colleghi, dico, siamo qui da 2 mesi. Chiuda. La votazione è conclusa, favorevoli 29, contrari 23, la legge è stata approvata. La seduta è rinviata a martedì 13 gennaio alle ore 15. La seduta è rinviata, grazie a tutti i colleghi.